Potrebbe configurarsi il reato di omicidio colposo per il medico che aveva dimesso Ludovica, la bambina morta a causa di una meningoencefalite batterica scatenata da uno streptococco pneumonie, una patologia che avrebbe invece richiesto il ricovero con idratazione e trattamento con terapia antibiotica. I primi esiti dell'autopsia condotta nelle scorse ore al San Martino di Belluno dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli hanno però indotto alla richiesta dell'inserimento di un secondo perito, come ci spiega l'avvocato che rappresenta i genitori della piccola vittima. Il CTU ha disposto degli ulteriori approfondimenti. Verrà nominato, perché non penso che oggi lo abbia ancora fatto, un ulteriore specialista per fare questi approfondimenti e all'esito dei risultati delle analisi che verranno fatte sapremo dire qualcosa. I genitori della piccola, chiusi nel loro dolore, stanno affrontando il momento con grande dignità e riservatezza. 2 genitori che hanno perso una bambina improvvisamente. Potrà ben capire che sono molto forti, perché sono forti. Vogliono capire che cosa è successo e per il momento, come potrei definire la loro situazione, sono molto provati, ma molto decisi a capire che cosa è realmente successo. Quello che accadrà è presto per dirlo. I tempi tecnici potrebbero anche essere di alcuni mesi, forse 3, forse 4, a seconda da quando entrerà in scena questa nuova figura richiesta dal CTU. Il procedimento penale va avanti d'ufficio, lo sapete meglio di me, c'è la possibilità per le persone offese, quindi tutti i distretti congiunti della piccola, a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale. Le sembra un'ipotesi verosimile che ci sia un procedimento penale in Non, cui ci sia una colpevolezza? ripeto, potremo dirlo soltanto all'esito di questi ulteriori approfondimenti che sono stati disposti dal CTU.